è uscito da poco il suo ultimo romanzo, Se l'acqua ride, e vuole farci una breve sinossi. Sì, è un romanzo che parla di fiumi e di barche, è ambientato nella pianura padana degli anni 60, quindi nel momento in cui il commercio fluviale, che per secoli ha regolato, ha garantito il trasporto delle merci pesanti in tutta l'area padana da Milano fino al Delta del Po, ha ceduto il passo ai camion e alle strade. Quindi è un romanzo che racconta le vicende di una famiglia di barcari arrivata alla fine della sua professione. E è anche un romanzo di formazione. Qual è, per i ragazzi di oggi, l'impatto sulla formazione dovuto alla pandemia e alla didattica online? È una bella domanda. Sì, è un romanzo di formazione perché il protagonista è un ragazzo di 13 anni che per la prima volta sale sulla barca col nonno e al tempo stesso incontra i problemi della scuola media e l'incognita del futuro, come è giusto che sia a quell'età. Ai giorni nostri credo, è una mia opinione ovviamente, che la didattica a distanza sia molto problematica perché accentua le differenze, accentua le distanze economiche, linguistiche che ci sono e che in aula in qualche modo riesci a tamponare. Con questa modalità io temo che si acuiranno queste differenze, quindi confido davvero che con l'anno prossimo si possa tornare alla didattica tradizionale. Sillabario Veneto è giunto alla quinta ristampa. Ci racconta brevemente di cosa si tratta e magari una parola interessante. Sì, il Sillabario Veneto è un viaggio attraverso una trentina di parole del dialetto veneto che ho recuperato prima di tutto dalla mia memoria familiare. L'idea del libro è nata quando ho iniziato a insegnare lettere e mi sono reso conto che nella mia famiglia i miei genitori avevano operato la scelta pedagogica di non insegnarci il dialetto, ritenendolo un rischio evidentemente. Per fortuna mi sono reso conto, leggendo alcuni libri, primo fra tutti Libera Nostra Malo di Meneghello, che non è così, che in quanto patrimonio linguistico il dialetto, come ogni altro codice, è una fonte di arricchimento, non può mai essere un qualcosa da nascondere o peggio ancora di cui vergognarsi. E quindi ho iniziato un percorso di recupero di questa memoria familiare, a metà tra l'etimologia, quindi raccontare la storia di queste parole per dimostrare come il veneto, come ogni altro codice linguistico, affonda le sue radici a 360 gradi, dal greco all'arabo al tedesco, ovviamente al latino, e al tempo stesso ho raccontato come questa parola viveva nel mio spazio familiare. Per cui ad esempio, ecco, la prima parola da cui ho iniziato il viaggio è stata ratatouille, perché ovviamente era una parola che mi divertiva molto da piccolo, non ne capivo il significato, che vuol dire il disordine, l'ho scoperto nei dizionari etimologici che ratatouille è un francesismo, è arrivato in area padana con le truppe napoleoniche ai primi dell'Ottocento e indicava appunto, come il cartone animato della Pixar poi ha rivelato a livello globale, quel piatto di verdure miste e poi per estensione ha indicato il disordine, l'accumulo di oggetti diversi. Oppure, che ne so, un'altra parola che mi parla molto è il boresso, la risata irrefrenabile. E anche questa parola ha una storia incerta, non si sa bene da dove derivi. Chi dice che derivi dalla bora, che dona elettricità all'aria, che dona una sorta di frenesia, e ci sarebbe anche per questa interpretazione un appiglio storico, cioè pare che sotto la Serenissima i reati di disordine pubblico come schiamazzi notturni o risse commessi nelle notti di Bora godessero delle attenuanti generiche, quindi la Serenissima riconosceva che la Bora mette il boresso in qualche modo. Quali sono le storie che può raccontare questo territorio? Infinite, e questo è il bello del tesoro in cui ci è dato vivere.
ma al tempo stesso è anche una responsabilità grossa per chi come noi occupa questi spazi nel presente. Dobbiamo farci carico come posso dire, delle storie, delle tradizioni, dei culti anche che questo spazio, che questa fetta di mondo ci offre, non solo secondo me in una prospettiva di profitto economico, di promozione del turismo, ma prima di tutto per promozione della consapevolezza di chi vive qui, di cosa ha fuori casa. Dagli aspetti naturalistici siamo in uno spazio in cui in pochi chilometri si passa come dire, dalla pianura e dalle zone fluviali e si arriva in alta montagna alla storia della Serenissima, alla storia dei Veneti antichi fino alla Grande Guerra. Insomma, bisogna solo avere voglia di guardare fuori dal proprio giardino di casa, e a volte anche nel giardino di casa ci sono dei tesori da scoprire.